Sono ripresi i lavori di rifacimento di Via del Santo. Ad essere interessato è il tratto di strada da Via Gaspara Stampa a Via San Francesco. I lavori dureranno diversi mesi, durante i quali saranno rifatti i sottoservizi di acquedotto e fognature e quindi si procederà con la risistemazione della pavimentazione. Lavori che necessariamente comportano la chiusura della strada stessa e deviazioni del traffico in quelle adiacenti, prima fra tutte Via San Francesco. L'antica via è quindi stata riaperta al traffico veicolare in un senso di marcia, quella dell'intersezione con via Galileo Galilei verso le Riviere. Una situazione questa che preoccupa e fa discutere i residenti e i commercianti. Voler aprire via San Francesco vuol dire far tornare la via allo stato che era ancora una quindicina di anni fa, quando è stato deciso di interromperla. Non è che sia chiusa, è soltanto interrotta. Quindi non capiamo questa decisione, siamo molto perplessi e molto preoccupati, perché pareva che ci fosse un periodo abbastanza breve, invece adesso si parla di ottobre. Non vorrei che le cose si dilungassero oltre. Sono due vie, via Cesare Battisti e via San Francesco, che sarebbero più belle pedonali, diciamo, anche per i negozi che ci sono. Il traffico veicolare su questa strada, che è una delle più storiche di Padova, risulterebbe essere un deterrente sia per la vita della strada che per la tranquillità di tutta la gente che abita nei pressi. No, guarda, secondo me non va bene, assolutamente, perché comunque non ci porta in più clienti, perché non c'è spazio per parcheggiare ed è solo un inquinamento, secondo me, sia acustico che di gas e di tutto il resto, ecco, questo penso, e che non è neanche temporaneo a mio parere. Perché dici? Perché secondo me fanno per provare e poi potrebbero lasciarlo definitivo. Ferma e convinta è la risposta dell'amministrazione. Via San Francesco è una strada che verrà utilizzata solamente in questo periodo per i lavori in Via del Santo. Dopotutto non c'erano altre soluzioni possibili e non si poteva bloccare la viabilità in tutta quella zona. Però l'ho ripetuto al comitato, io capisco che può dare fastidio per qualche mese il passaggio di un po' di auto, che comunque sarà controllato, perché stiamo valutando possibilità invece di bloccare l'accesso completo alle piazze. Ritornerà ovviamente una strada solamente pedonale e di utilizzo solamente per chi risiede in via San Francesco, quindi nessun problema, nessuna preoccupazione. Come ho promesso, le cose torneranno come prima.